Al via l'orientamento, oggi tanti alunni provenienti da tutta la provincia qui all'Istituto Fermi, dove voi spiegherete appunto qual è l'offerta formativa per il nuovo anno scolastico. Sì, quest'anno abbiamo deciso di fare una nuova formula per quanto riguarda l'orientamento. Abbiamo invitato i ragazzini delle scuole medie ad essere presenti qui con noi con una giornata di mini stage. È una giornata molto interessante per loro perché finalmente in questo modo possono comprendere e fare delle scelte consapevoli per il loro futuro. Anche perché molto spesso questi ragazzini di fronte a tante offerte formative dei vari istituti non comprendono quali sono le scelte a loro più confacenti. Anche il nostro istituto, ad esempio, è un istituto molto complesso perché si compone di due settori importanti, quello professionale e quello tecnico, e all'interno di questi due settori abbiamo ben 9 indirizzi attivi che vanno dalla moda all'odontotecnico, ai servizi sociali, alla meccatronica, alla chimica, e anche quest'anno abbiamo un altro settore che è quello della moda, che è molto richiesto, e anche il corso serale per quanto riguarda l'educazione degli adulti. Finalmente oggi quindi i ragazzi possono intanto avere la possibilità di vedere i nostri laboratori e quindi assistere realmente che cosa si fa nei laboratori, e poi questo momento ricreativo che è quello attuale, dove i ragazzi assisteranno ad uno spettacolo che i nostri ragazzi hanno voluto proprio per loro organizzare, che va dalla cultura, va dall'arte alla moda, alle sfilate, alla musica e a quant'altro, quindi una festa. Voi avete invitato anche le istituzioni, vediamo qui in rappresentanza anche il Comune di Aragona. Assessore, come valuta questa iniziativa e qual è il vostro apporto? Allora, io ringrazio innanzitutto la preside Casalicchio per aver invitato me e comunque l'intera amministrazione comunale di Aragona. Ritengo che la giornata dell'Open Day sia una giornata fondamentale per gli studenti che concludono il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado, in quanto permette loro e soprattutto alle loro famiglie di poter conoscere l'offerta formativa promossa dall'Istituto Fermi, permette loro di poter visitare quindi anche i laboratori, confrontarsi con i docenti, anche con gli studenti stessi, e credo che l'Istituto Enrico Fermi sia un istituto che possa offrire veramente tanto. L'amministrazione è sempre a fianco a loro, quindi per qualsiasi cosa ci troverà disponibili.